Nessun malato Covid nelle terapie intensive del Veneto. Oggi caliamo il sipario su questo fronte, dice Zaia, che però avverte: teniamo alta la guardia. Intanto arrivano le nuove linee guida per cerimonie, discoteche e ristoranti. Odissè, voto elezioni, continua il braccio di ferro tra governatori e Palazzo Chigi sulla data, dopo che la Camera ha fissato la finestra di voto dal 20 settembre, l'ira di Zaia, così un enorme pasticcio. Coinvolge anche il Veneto la maxi operazione della Polizia di Trento contro l''ndrangheta. Tra gli arrestati anche l'uomo che nel 2001 uccise il padre docente universitario a Padova. Danni, disagi e paura per il maltempo della scorsa notte nel Trevigiano, Vicentino e Veronese. A Castelfranco non si vedeva così tanta pioggia dal 2006. Dramma a Mira, il corpo senza vita di una donna recuperato nel pomeriggio nel naviglio del Brenta, indagini in corso sulle cause della tragedia. L'ex sindaco di Vicenza, aggredito in pieno giorno da 2 rapinatori, riesce a farli scappare ma rimane ferito. La sua rabbia ai nostri microfoni. Marijuana per universitari e ragazzini, la Guardia di Finanza di Vicenza sgomina una banda di grossisti della droga, giro d'affari di 1 milione di euro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, come ormai di consuetudine, l'andamento dei contagi dell'epidemia di coronavirus nel nostro territorio, nel Veneto, e quella di oggi è una giornata importante perché finalmente non si registra più alcun malato di Covid in terapia intensiva. Ci sono 15 ricoverati ancora nelle terapie intensive della nostra regione, ma si sono tutti negativizzati. I morti per coronavirus salgono in totale a 1961, con questa pesante coda di decessi che vede nelle ultime 24 ore altre 6 persone che hanno perso la vita fuori dagli ospedali. I positivi sono in tutto ad oggi 19.191, uno in meno di ieri. Ci sono ancora 858 persone in isolamento domiciliare. Fase 3 dunque in Veneto, e ritorna in primo piano la polemica sulle elezioni regionali congelate a fine settembre ed il braccio di ferro tra governatori e Palazzo Chigi. Tutto questo mentre sul fronte sanitario arriva un'altra conferma per l'uscita dall'emergenza. Sentiamo. Con questo bollettino si cala il sipario sulla vicenda terapie intensive Covid. Non esistono più. Il Veneto di fronte a un'altra svolta cruciale nella guerra al virus. Al momento, infatti, e a meno di clamorosi aggravamenti, esistono solo pazienti ex-Covid che si sono negativizzati. Motivo per far festa? Niente affatto, il virus c'è ancora e bisogna seguire le regole, ma è un dato che fa da sponda alla polemica sulle elezioni congelate. La domanda quindi che faccio pubblicamente è questa: quando si andrà a votare? Qualcuno ce lo vuol dire? Ma magari non sottosegretario o altre robe, ce lo dica magari direttamente il Presidente del Consiglio. La finestra inizia dal 20 di settembre e finisce il 15 di dicembre, ma non è ancora fissata la data delle elezioni. 2020, odissea nel voto e pazienza esaurita perché una decisione certa ancora non c'è, con lo spettro di andare ben oltre settembre. Sul piatto c'è il voto che alla Camera ha visto approvare l'emendamento di Forza Italia per fissare la prima data utile al 20-21 settembre, e gli strali di Zaia non vanno soltanto in direzione della maggioranza di governo. Forza Italia ci ha tolto la finestra per andare a votare prima. Cioè forse non si è ben percepito, la finestra del governo andava dal 6 settembre. Forza Italia ha presentato un emendamento per fare in modo che non si voti prima del 15, ma prima del 15 vuol dire che al minimo si può votare il 20. Chi lo ha votato, da come la leggo io, aveva la preoccupazione che si fissasse il 20, ma poi avendo la finestra dal 6 magari le regioni non facessero un blitz e noi potevamo fare convocare le urne il 6 di settembre. Quindi c'è stato tolto anche questa possibilità per evitare la totale autonomia alle regioni. Questo non è un bel segnale. Ma c'è pure tra le righe una stoccata sottile a Salvini. La Lega si è astenuta dal voto, Zaia lo giudica una risposta al blitz di Forza Italia, ma sottolinea c'è un evidente distacco tra il livello amministrativo e quello politico. I segretari di partito giustamente non hanno la visione del Veneto che dice qua noi siamo pronti, andiamo a votare, situazione epidemiologica e tutto. I segretari guardano le 6 regioni che vanno a votare e dicono
più tempo abbiamo in Campania piuttosto che in Puglia, magari più ce la giochiamo, e viceversa quelli che vorrebbero vincere in Veneto non vorrebbero più andare a votare. Tutto questo mentre l'economia grida ancora, come ad esempio il mondo del polo fieristico, oggetto di un vertice con il ministro Gualtieri. Solo Verona ha perso il 60% del fatturato, giro d'affari di 700 milioni di euro andato in fumo, ma per una ferita che resta aperta c'è anche un lieto fine. Il ministro degli esteri greco annuncia la riapertura del paese agli italiani dopo le roventi polemiche dei giorni scorsi, gli attacchi proprio di Zaia, che su Facebook cambia tono e ringrazia gli amici ellenici, lasciando spazio a una battuta conclusiva sulla risoluzione del caso. Merito del ministro degli esteri Di Maio. Merito del casino che abbiamo fatto noi. Ed intanto il braccio di ferro tra governo e presidenti di regione continua. Le regioni interessate utilizzeranno la prima domenica utile del mese di settembre per andare al voto. Lo ribadiscono in una lettera a Palazzo Chigi Governo il presidente ed il vicepresidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini e Giovanni Toti. In questo modo, aggiungono, le regioni ribadiscono la loro piena competenza in materia di elezioni regionali. Molto attese intanto arrivano le nuove linee guida che regoleranno nuovamente diverse attività, alcune delle quali di prossima riapertura. Sentiamo. Dalle discoteche alle sale slot, passando per congressi e fiere, tutti campi che necessitano di disposizioni anticontagio in vista delle prossime riaperture post-lockdown. Le nuove schede uscite dal gruppo tecnico formato da 5 regioni coordinate dal Veneto, recepite dalla Conferenza delle Regioni, dovrebbero anche trovare spazio nel prossimo DPCM. Le linee sono le linee che voi già conoscete, quindi tutte quelle legate alla igienizzazione, a reazioni. Quando parliamo appunto anche di cerimonie, preferiamo sempre le cerimonie all'aperto. Per quanto riguarda anche i spettacoli, le discoteche, quindi diciamo anche qua tutto il discorso legato all'aperto. Il distanziamento è quello che è previsto, quindi il metro di distanza. L'utilizzo della mascherina all'interno, non all'esterno. Più o meno quindi le misure rimangono quelle conosciute, ma contengono comunque inevitabili variazioni a seconda dei settori cui vengono applicate. Per le discoteche, ad esempio, si aggiungono le misure per il ballo, peraltro consentito solo all'esterno. È stato individuato un indice per quanto riguarda appunto il distanziamento, che è quello legato ai 2 metri di distanziamento per le attività fisiche. Ma cosa vuol dire? Un indice quindi legato però alla capienza della pista da ballo, come per le piscine, insomma, per citarvi, insomma, nelle piscine sapete che c'era l'indice dei 4 metri oppure dei 7 metri per quanto riguarda le piscine termali, la stessa cosa per le piste da ballo. La capienza della pista viene quindi calcolata conteggiando uno spazio di 2 metri a persona. Altro capitolo riguarda la cerimonia dei matrimoni. Abbiamo previsto il discorso legato alla ristorazione, in cui abbiamo previsto quindi i tavoli con il distanziamento che già conoscete, il discorso di prediligere, essendoci persone, quindi assembramenti di più persone, locali all'aperto. Particolarmente attese infine le disposizioni per la riapertura delle fiere, dove l'accesso sarà ricalcolato in base alla capienza degli spazi per ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. La cronaca ora ha coinvolto anche il Trevigiano e la provincia di Padova. La mega operazione scattata all'alba di oggi contro l''ndrangheta, un enorme traffico di droga e armi tra la Calabria e Bolzano. Ad operare la polizia con la procura di Trento e la DDA. Tra le persone coinvolte anche Paolo Pasimeni, l'uomo che nel 2001 a Padova uccise il padre docente universitario dandogli poi fuoco. In passato ha subito delle condanne ha subito una condanna per un omicidio intrafamiliare che ha riguardato la storia di una famiglia padovana. Non viene nominato direttamente, ma si tratta di Paolo Pasimeni, il ragazzo, oggi uomo, che nel 2001 uccise il padre Luigi, docente universitario, prima preso a bastonate nel bagno dell'Università di Padova, poi dato alle fiamme. Non voleva che lo denunciasse per aver falsificato un voto dell'esame di chimica. Pasimeni, reo confesso e condannato a 15 anni e 4 mesi, uscì dal carcere nel 2009, sequenze rimaste indelebili nella
Città del Santo. Pasimeni, tra l'altro, nel dicembre 2019 era finito di nuovo nei guai per la detenzione di una beretta risultata rubata e ritrovata nell'ufficio dove lavorava. È lui uno dei 2 uomini rimasti incastrati nelle maglie della Polizia di Stato di Trento, che all'alba ha fatto scattare un'operazione contro l''ndrangheta senza precedenti per un colossale giro di droga e armi, ma anche estorsioni, la prima del genere in Trentino Alto Adige. L'altro arrestato in Veneto è un 30enne domiciliato a Treviso di origine marocchina e nato in Calabria. In particolare i ruoli di questi 2 soggetti erano collegati al rifornimento di cocaina. Rispetto al gruppo 'ndranghetista, questi 2 soggetti, data la loro capacità, assumevano quello che nel lessico 'ndranghetista si dice contrasto, ovvero soggetti dotati di grande professionalità ma che non sono affiliati all''ndrangheta, infatti rispondono di concorso esterno. Ma c'è un'altra relazione con il Veneto. Uno dei 20 arrestati avrebbe partecipato nel 1988 al sequestro di Carlo Celadon, il 19enne prelevato dalla sua casa di Arzignano, il sequestro di persona più lungo della storia italiana, 831 giorni. Il nesso è tutto da dimostrare. Su questo punto ci sono delle affermazioni che dovranno un attimino essere vagliate. Un asse inedito che dalla Calabria porta a Bolzano la dimostrazione che l''ndrangheta è ovunque. Assistiamo alla globalizzazione di tutti i fenomeni, anche quello criminale. L''ndrangheta non è esente da questo. Non ci sono più territori che possano dirsi immuni a prescindere. Ed ora un'ampia pagina dedicata al maltempo che ha flagellato la nostra regione nelle ultime ore. Prima un violento nubifragio come non se ne vedevano da tempo, poi l'esondazione del torrente Avenale che ha provocato allagamenti dal vecchio ospedale a Piazza Giorgione. È stata una lunga notte la scorsa per Castelfranco Veneto, dove si fa la conta dei danni e dove si continua a guardare con apprensione alle previsioni del tempo per le prossime ore che non annunciano nulla di buono. Sentiamo. 50 interventi dei vigili del fuoco nella notte nella Castellana, da Asolo a Riesepio X, un centinaio quelli effettuati dalla Protezione Civile nella sola Castelfranco Veneto, dove ieri sera si è verificata la situazione più critica. Erano circa le 19:30 quando è esondato il torrente Avenale, una bomba d'acqua che, sommata alle piogge intense di questi giorni che già avevano in buona parte riempito i bacini di laminazione di Salvarosa e Godego realizzati dopo l'alluvione del 1998, ha fatto tracimare il torrente con l'acqua arrivata fino in Piazza Giorgione. Parzialmente allagato il piazzale del vecchio ospedale, a rischio la casa di riposo Sartor, strade come fiumi, e per Castelfranco è iniziata una lunga notte. L'apprensione è durata fino alle 2 perché con la visita alla cassa di espansione dei Prai di Godego, la chiamiamo così, è preso atto che era piena come non mai, mi hanno detto i sorveglianti, e l'Avenale è ancora alto. C'è stata la preoccupazione fino a stamattina. Un po' la situazione adesso si è normalizzata e sta rientrando. Attendiamo di vedere come si evolverà il meteo e speriamo che non succeda un'altra volta come ieri sera. Decine e decine di sacchi di sabbia per bloccare l'avanzata dell'acqua, come qui alla casa di riposo. L'acqua continuava ad entrare all'interno del centro e quindi c'era il problema che appunto questa potesse raggiungere la centrale elettrica e creare appunto dei danni irreparabili per noi. E per fortuna non è stato così. Non è stato così perché appunto prontamente hanno messo dei sacchi di sabbia. Sacchi che hanno permesso di attendere l'arrivo dei vigili del fuoco e di sventare il peggio. E mentre si è risolto un altro fronte che ha fatto temere, quello del Muson dei Sassi, si fa una prima stima dei danni di cui ora privati cittadini e attività economiche dovranno fare una relazione dettagliata da consegnare al comune. Mediamente un scantinato, i danni impianti piuttosto che mobilia, una decina di migliaia di euro ci vogliono tutti, quindi si fa presto a fare 10.000%, fa 1 milione. Quindi io ipotizzo, stimo che possa essere quella, anche se bisognerà attendere tutte le richieste di danni per avere il conto preciso. Quella che si è abbattuta su Castelfranco e dintorni è stata una vera e propria bomba d'acqua senza precedenti, ha rimarcato anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottacin, che è tornato a rilanciare la necessità di nuovi bacini di laminazione. Ricordo che solo
In un caso abbiamo avuto precipitazioni nella storia più elevate a Castelfranco, è stato il 16 settembre del 2006, 161 mm, quindi la precipitazione di ieri, 131-132 mm, è stata la più rilevante della storia, o almeno da quanto vengono registrate. Parlare quindi di una bomba d'acqua senza precedenti sulla città del Giorgione e sulla Castellana non è affatto eccessivo. I numeri stanno lì a ribadirlo, soprattutto se si va nel dettaglio. 78 mm in 2 ore e addirittura 48 mm in un'unica ora, ieri sera verso le 7 del tardo pomeriggio. A essere colpita tutta l'area con dati record. A Crespano si sono registrati 72 mm di pioggia, ad Asolo 75. Questo ha messo in crisi il corso d'acqua che si chiama Avenale. Avenale, affluente di quel Muson dei Sassi, sorvegliato speciale per tutto il fine settimana e sul quale a breve partirà un intervento a monte. Stiamo realizzando bacini di laminazione da 1 milione di metri cubi, 990.000 milioni di metri cubi di acqua invasabile per un'estensione di 28 ettari e un costo di 18 milioni e mezzo di euro. E proprio il tema della regimazione delle acque resta prioritario per la Regione. Servono altri bacini di laminazione, su questo non ci piove, voglio dire, no. Abbiamo un piano che stiamo cercando di portare avanti con molte difficoltà. Il riferimento tutt'altro che velato riguarda soprattutto il bacino di laminazione del Piave previsto sulle Grave del Montello, opera contrastata da più parti. Io credo che la sicurezza, poi adesso mi attirerò ovviamente come sempre l'ira di tutti gli ambientalisti, ma credo che ci siano delle priorità come sempre e la sicurezza umana credo sia la priorità assoluta. E torna a far paura in queste ore anche il Muson dei Sassi, vediamo. Ora il Muson è tornato entro i livelli di guardia, ma lunedì notte il fiume faceva paura. Sono molti quelli che vengono a vedere, vengono a controllare come sta il torrente Muson. In molti, lunedì sera, hanno avuto paura. Ci siamo resi conto adesso che è un fiume che fa paura. È un fiume che fa paura, sì, questo sì. Perché c'è una bella differenza tra il flusso normale e quando si alza, sono metri, c'è tanto scorrimento, c'è tanta acqua, fa paura, anche perché si è rotto gli argini anni scorsi, per cui c'è sempre questa paura un po'. Che se hanno fatto dei lavori, mi sembra. Qui siamo a Loreggia, ma tutta l'Alta Padovana, che vede scorrere il Muson dei Sassi, ha tirato un sospiro di sollievo questa mattina, dopo la piena che è passata, dovuta alla bomba d'acqua che ha colpito Castelfranco Veneto. Quando avvengono questi fenomeni atmosferici e inusuali, succede così. Allora, l'acqua è arrivata quasi al bordo del margine, e quindi vediamo dove c'è un po' più asciutto, è arrivato il limite. E quindi diciamo che è abbastanza alta. Io era alto e avevamo paura perché noi abitiamo là. E succede spesso? Spesso insomma, no, non lo so dai quanto succeda. Insomma, quando piove succede, succede. Negli anni sono molti i lavori che sono stati fatti, gli argini sono stati rinforzati, ma mancano ancora i bacini di laminazione. Nessuno incomincia a parlarne seriamente, sono così a livello idee. Però in pratica non si è visto niente. Sebbene ci siano 10 laminatoi di compensazione, ce ne sono 10 lungo questo percorso, ma non bastano. Servirebbero altri? Probabilmente sì, ma oppure rinforzare gli argini dove questo è stato rinforzato. La situazione è rientrata, ma le previsioni parlano di altri temporali nelle prossime ore. La cronaca dal veneziano: il corpo senza vita di una donna di 81 anni è stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi dalle acque del Naviglio del Brenta a ridosso del centro di Mira. Era stato un passante a dare l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del SUEM e di carabinieri. L'anziana abitava con il marito a 200 metri dal luogo del ritrovamento. Al momento non si conoscono le cause esatte della sua caduta nelle acque del Naviglio. Sul corpo della donna non sarebbero state rilevate
rilevate contusioni dovute ad un incidente stradale, forse è stata vittima di un malore, la signora portava mascherina e guanti di protezione dal coronavirus. Andiamo ora a Vicenza, dove l'ex sindaco Hulvek è stato aggredito da 2 rapinatori. Oggi racconta la sua disavventura e lancia un monito al governo. Sentiamo. È terribile vedere 2 persone che ti vengono incontro, improvvisamente ti aggrediscono. Ha ancora negli occhi quei lunghi istanti di paura, di violenza. Questa volta la vittima è l'ex sindaco di Vicenza, Enrico Hulvek. In pieno giorno viene aggredito in centro storico, in Contramure San Michele. La criminalità non attende più le ombre, gli angoli bui, il tramonto. Colpisce sfacciatamente alle 10 del mattino. Protagonisti 2 brutti ceffi, come ce n'è tanti, troppi in città. Uno ti ferma le braccia, l'altro ti prende per la schiena, cercano di strappare la giacca, evidentemente di rubarti tutto quello che hai e via dicendo. Ho avuto un momento di forza e di disperazione, mi sono liberato da loro, loro mi hanno raggiunto di nuovo cercando di bloccarmi, però sono riuscito a staccarmi. Enrico Hulvek è riuscito a sbarazzarsi dei rapinatori che lo hanno aggredito, ma arretrando è finito per terra, ferendosi. Ho fatto alcuni passi all'indietro, purtroppo sono scivolato, sono caduto, ho preso qualche botta, però è andata bene perché poi loro hanno preso paura, visto persone arrivare e quindi sono scappati di corsa, spaventati di essere raggiunti evidentemente. Un caso eclatante perché eclatante è il nome di Enrico Hulvek. L'episodio in se stesso purtroppo è uno dei tanti che troppo spesso accadono a comuni cittadini che non a caso chiedono maggiore sicurezza, certezza della pena, un tema a cui la politica nazionale non è ancora stata capace di dare risposte. Servono leggi chiare e severe che vengano applicate senza tanti fronzoli. Siamo in pericolo, bisognerebbe che al governo decidessero di aumentare le forze dell'ordine. Consideriamo che non abbiamo più l'esercito, quindi le spese dell'esercito sono ridotte, almeno con quei soldi aumentare carabinieri e polizia. Sono la nostra sicurezza, io credo che sarebbe l'unica tassa che tutti accetterebbero volentieri. E restiamo a Vicenza per parlare di un traffico di droga, marijuana per universitari e ragazzini. La Guardia di Finanza ha sgominato una banda. Sentiamo. Fiume di marijuana dalla Spagna via Ventimiglia fino a Vicenza, dove veniva scaricata e poi distribuita sulle principali piazze dello spaccio: Vicenza, Campomarzo, Padova e Venezia. Destinata ai giovani della Movida e non, tra i 20 e i 25 anni, studenti universitari ma anche giovanissimi. Con l'operazione Erba del Campo la Guardia di Finanza ha sgominato una banda di grossisti di origine serba e italiana, 10 soggetti arrestati. Si tratta di un'organizzazione criminale che riusciva con cadenza quindicinale a far arrivare sul territorio berico, ma da qui poi si dipartiva verso le altre province confinanti, anche circa 1 quintale di sostanza stupefacente a carico. Carichi che arrivavano ogni 3 settimane e che in 36 ore venivano smerciati, traffico che nemmeno il Covid ha fermato, un giro d'affari che si stima sul €1.000.000, marijuana con un elevato principio attivo che al dettaglio veniva venduta tra gli 8 e i 10 euro. I camion arrivavano dalla Spagna, si fermavano in una zona industriale berica, gli scatoloni con la sostanza stupefacente passavano dal camion al furgone per poi essere rivenduta. Compratori da Padova che tornavano in città con scatoloni da 5 kg. Le intercettazioni hanno rilevato anche scambi di pacchetti di clienti. Esistevano sostanzialmente pacchetti clienti di ragazzi universitari, di ragazzi giovani ai quali veniva ceduta lo stupefacente del tipo marijuana, quindi diretti destinatari dello stupefacente dopo i vari livelli di spaccio. Affari lucrosi che venivano reinvestiti in droga, i cui artefici avevano l'unico vizio dell'auto di lusso, 3 quelle sequestrate e oltre 10.000 euro in contanti. L'operazione parte da 2 sequestri e arresti avvenuti a dicembre dell'anno scorso e a maggio di quest'anno. Ed è tutto per questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi ricordo ancora la nostra rubrica Bimbi in TV, potete continuare naturalmente ad inviare i vostri filmati. Ecco, vedete in sovraimpressione il numero WhatsApp al quale inviare i video dei vostri bimbi. Noi ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci.
Bentrovati al meteo. Prosegue la fase di maltempo che sta interessando il nostro territorio. Una bassa pressione causerà una certa variabilità. Il dettaglio di mercoledì 10 giugno. Sul Veneto avremo condizioni spiccatamente instabili, addensamenti nuvolosi con precipitazioni sparse, alternate a fasi asciutte e aschiarite che probabilmente saranno più significative sulle zone di pianura. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, valori massimi tra i 19 e i 25 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni diffuse un po' ovunque, anche intense, specie durante le ore pomeridiane. Temperature minime fino a 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, anche qui tempo molto instabile con temporali frequenti e localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime invece fino a 23 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.